3 accordi di programma per la prevenzione in Veneto da alluvioni e allagamenti sono stati siglati oggi all'Hotel Crown Plaza di Limena. C'era per noi Nicole Stefani. Si continua a parlare di sicurezza idrogeologica in occasione della settimana nazionale della bonifica a Padova. L'alluvione del 1° novembre scorso ha reso evidente l'impellenza di un piano strategico e coordinato per la salvaguardia territoriale. Un'emergenza non più rimandabile. Serve un patto per il territorio, un'azione comune di tutti gli attori responsabili per una seria programmazione nelle attività da svolgere attraverso uno sviluppo sostenibile. È un impegno sicuramente su quella che è una pianificazione, soprattutto una priorità di interventi che dovrà prevedere nei prossimi 10 anni soprattutto concretezza nell'azione, quindi interventi sia strutturali sia di manutenzione che negli anni passati purtroppo non sono stati realizzati. Protagonisti della stretta di mano del patto per il territorio l'ANBI, l'Unione Veneta Bonifiche, la Regione, l'ANCI, l'Unione Regionale delle Province del Veneto e la Protezione Civile. Grande esclusa la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto. Per la realizzazione di questo patto manca chi gestisce il territorio e nel caso nostro sono gli agricoltori che gestiscono il 75% del territorio veneto. Nel passato si è visto che se non si coinvolgono le forze economiche e le forze sociali, qualsiasi tipo di patto o di accordo poi nel territorio non si concretizza. Ma noi oggi chiederemo che nel patto ci sia anche il mondo dell'agricoltura, le organizzazioni professionali agricole e chiederemo anche l'allargamento a questo ai cittadini consumatori perché sono coloro che versano il 50% del contributo ai consorzi di bonifica.